peggio. La coerenza da parte mia è limpida. Io ho firmato un accordo assieme al sindaco e ai consiglieri Torin e Favaro, e io l'ho rispettato. Sì, no, non è quello lì l'accordo che abbiamo firmato. Non interrompa, consigliere Peso, non interrompa. Loro non l'hanno rispettato, non noi. Loro non hanno neanche rispettato i loro elettori, non hanno neanche rispettato gli accordi che avevamo preso tra di noi. Questo è successo. Perché accusa me di incoerenza? Ma lei non ha capito niente, credo. Consigliere Peso? Assessore Commisso, stasera quando va a casa si prenda i verbali del Consiglio Comunale, li rilegga perché le dichiarazioni ci sono. Lei non deve rispondere agli altri perché vede, la sua coerenza non è stata, visto il suo passato. Io torno a dire, di quell'accordo vostro il sindaco l'ha fatto, ha ritenuto di farlo, ben venga, affari vostri, nessuno dice niente. Ma non potete aver fatto un accordo su una cosa che sapevate che legalmente non si può neanche toccare. Abbiate almeno il buon senso, mi scusi. Poi, torno a dire, non è questo il tema è da capire, la città vuole sapere a questo punto se questo paese, come è stato dichiarato dalla stampa, è un paese mafioso, infiltrazioni oppure no, perché da un lato torno a ribadire c'è chi riferisce di prove documentali e registrazioni, quant'altro, non so, messaggi, non lo so, io apprendo dalla stampa, e il sindaco che dice no. Non abbiamo nessun motivo di comunque non credere al sindaco e di non credere però nemmeno a loro. Questo è il problema, e lei era evidentemente, mi scusi la battuta, il terzo incomodo, perché forse se era seduto di là aveva sentito, o forse perché non lo so, perché le cose sono state dette e lei mi dice che non sono state dette. Vabbè, sarete 2 a 2, mettetevi d'accordo, l'importante è uscire una volta per tutte da questa situazione e tornare a fare di Caorle quello che è sempre stato alla cronaca dei giornali, una città ridente, turistica e quant'altro. Assessore Commisso, prego. Però mi scusi, le faccio una semplice domanda. Perché ammesso nel concesso che il sindaco avesse ceduto, non so se abbia ceduto alle pressioni, alle minacce, no? Emendando quel punto, ammesso nel concesso che ci siano state le minacce e che il sindaco le abbia in qualche modo subite, perché dopo avrebbe dovuto continuare a minacciare il sindaco? Perché dopo? Spiegamelo che non lo capisco. Io inviterei solo una cosa, perché evidentemente è sfuggita di mano. Il termine, a questo punto, invece di usare il termine pressioni, perché è veramente un termine pesante, perché se vado a vedere ci sono pressioni continue da quello che dichiarate, usiamo un altro termine. Io non ho nulla da poter dire, perché non lo so, io non faccio comunque investigatore, non sono un carabiniere, non sono un poliziotto, non sono un guardia di finanza, io non lo so cosa sia successo. L'importante è far luce, avere la chiarezza di dire il sindaco ribadisce non è stato oppure non ha detto queste cose e poi chi di dovere farà quello che deve fare. Mi scusi, ci sarà la magistratura, ci sarà qualcos'altro. Consigliere Fratello. Buonasera. Io ho delle perplessità. Una perplessità su tutte è il tentativo di cercare una ragione su come mai sostanzialmente nonostante l'accadere, l'accendersi di questi articoli di giornale, di queste lettere minatorie, questo aggravarsi della situazione per cui tutti i cittadini erano preoccupati di questo andamento di una città losca, che meschina, che nasconde minacce, affari e chissà quali intrighi. La domanda che io facevo, mi sono fatta, ma come mai il sindaco, che avrebbe tutte le ragioni di convocare immediatamente un consiglio comunale per far chiarezza e luce e una volta per tutte determinare la verità,
non ha convocato il Consiglio Comunale, se non dopo che noi 6 consiglieri abbiamo chiesto con urgenza che fosse convocato. Ed è una domanda che mi resta. Una domanda che mi resta, io capisco l'urgenza di, da ex assessore, di portare avanti l'ordine del giorno dell'amministrazione nella normale attività, lo capisco. Ma questo tema, secondo me, è un tema che andrà affrontato unicamente ed esclusivamente ai consigli comunali con un unico punto. Tanto che, finché, parlo solo politicamente, certo non giuridicamente o giudizialmente, che sarà è un altro organo che spero faccia luce il prima possibile. Tanto che, dicevo, secondo me, io sarei qui fino alle 5 del mattino, perché io vorrei sapere la verità, di chi dice la verità. Ma chi dice la verità? E poi, il sindaco dice, e ha detto il 23 dicembre, che ha avuto delle pressioni interne. Io vorrei sapere i nomi e i cognomi di costoro che hanno fatto le pressioni. E tutti i cittadini, lo dico in nome della città di Cavolo, perché è giusto che si sappia chi è stato, che cosa le ha detto, che cosa le ha imposto e per quale ragione alla fine qualcuno ha deciso di cambiare un ordine nostro del giorno della nazione. E perché lo dico? Perché da assessore, già assessore, noi sei, io non ho mai una volta ricevuto una pressione da nessuno, pressione interne tanto meno. Per me è fantascienza parlare di questa cosa. E quindi c'è un bugiardo c'è. Ma chi sarà il bugiardo? E questo è il tema. E chiunque sia questo bugiardo, spero che non sia il sindaco, ma spero che non sia nemmeno politico. Ma qualcuno sa. Non posso andare oltre quello che è l'azione politica. Ma il punto qual è? Che il bugiardo c'è. E questo dovrà fare i conti con la città di Cavolo. Questo, il bugiardo, dovrà fare i conti con la città di Cavolo. E dovrà dire che ha sbagliato, si dovrà dimettere. Se sarà Torino, si presenterà Torino, se sarà sindaco, sarà sindaco. Perché non si dovrà dimettere? Perché ha detto la bugia alla città. Perché dicendo una bugia, chi potrà mai dire che ormai ci racconterà la verità? Ha insinuato un germe che ormai sta crescendo, è un virus che sta crescendo. E poi un altro aspetto mi colpisce di questa vicenda ed è il fatto che si sia giocato all'ultimo minuto, all'ultimo secondo e in virtù delle pressioni, delle minacce, di quello che è avvenuto la magistratura vedrà e capirà, si è sovvertito l'ordine di un programma. Ciò significa che uno perde di autorevolezza. Ciò significa che questa cosa fa perdere l'autorevolezza a chi è stato preposto a scegliere per noi, a scegliere, a decidere le cose. Vuol dire che domani qualsiasi persona verrà, imporrà una scelta e questo è un altro germe, è un altro virus. Ma dico, ma stiamo scherzando? Ma allora non sono io dove fare chiarezza, siete voi che dovete, e dovete stare qui, per piacere, a dirci i nomi e cognomi, chi è stato, perché noi siamo qui ad attendere questo. Pressioni interne da chi, quando, in virtù di che cosa, perché è stato qualche dirigente, è stato qualche dipendente, pressioni interne cosa significa? E quindi secondo me non c'è nessun intento di nascondere qualcosa da parte nostra, anzi, io direi di più, in nome, in virtù del fatto che noi ci siamo dimessi. Non abbiamo nulla da nascondere, nulla da difendere. Guardate, siamo qui a dire, a cercare la verità assieme a voi. Però resta, perché secondo me questa cosa lascia basiti tutti. E non vorrei si corresse il rischio questa sera di non dare una ragione di quello che è accaduto. Io vorrei, mi piacerebbe che si potesse arrivare al fondo e venissero fuori nomi, cognomi, tutto quello che è necessario sapere e ovviamente per quello che c'è possibile fare.
Scusa, c'è una telecamera tra il pubblico, vorrei ricordare che le riprese non sono autorizzate, c'è la telecamera standardizzata, ufficiale, per cui potete vedere tutte le riprese con la videocamera ufficiale. Chiedo di opporre la videocamera privata. Consigliere Favaro? Sì, grazie, buonasera. Buonasera a tutti. Io ho ascoltato l'appassionato e trafelato intervento del professore Giovanni Comisso e onestamente non avevo, in questa mia breve esperienza, neanche tanto breve, in questo consiglio comunale, è la prima volta che vedo un voltafaccia così stupefacente. E Giovanni Comisso ci attribuisce un piano diabolico. Avremmo sottoscritto un accordo politico con un programma per poi all'ultimo minuto inventarci una storia, quindi tirarci indietro con l'obiettivo di chissà quali obiettivi, l'obiettivo di andare alle elezioni anticipate. Lo stesso obiettivo, dice Giovanni Comisso, dei 6 cosiddetti dissidenti. Allora, io invito Giovanni Comisso forse a cambiare letture, perché forse trova ispirazioni in romanzi d'appendice di veramente scarsa qualità. Qui non ci sono piani diabolici, non ci sono trame oscure, chissà quali trame. Io invito Giovanni Comisso e Luciano Striuli, il sindaco, a mettersi veramente una mano sulla coscienza, perché qui non è in gioco la politica o darla vinta o darla persa a qualcuno. Qui è in gioco la dignità, la presentabilità, la praticabilità delle istituzioni democratiche del nostro comune. Perché, come ha detto il consigliere Antelmo, se noi tolleriamo per una volta sola il fatto che qualcuno, mediante minacce di morte, possa condizionare e modificare il programma amministrativo del comune, bene, allora vuol dire che abbiamo decretato una volta per tutte la debolezza di questa istituzione democratica che noi dobbiamo rappresentare e che era il comune di Carme. Quindi è con questo spirito che noi abbiamo deciso di portare in luce, di denunciare quanto il sindaco ci ha raccontato e che ci ha raccontato in presenza di Giovanni Comisso. È con questo spirito, ed è con questo spirito che noi abbiamo invitato il sindaco a denunciare altrettanto insieme a noi. Io ho proposto al sindaco: trasformiamo la mozione di fiducia in una mozione di solidarietà verso il sindaco, perché non è ammissibile, perché se il primo cittadino di Carme subisce questo genere di minacce, siamo tutti esposti, tutti i cittadini di Carme sono esposti ad un grave pericolo, perché il sindaco è il simbolo della città e nessuno deve osare violare questo simbolo, perché è un simbolo sacro. Così come sacro è questa assemblea consigliare, che non deve tollerare infiltrazioni. Noi dobbiamo essere liberi di decidere, di rendere conto ai nostri elettori. Le nostre scelte devono essere chiare, limpide, trasparenti e non devono essere fatte sulla spinta per evitare pericoli, addirittura di morte. Ma dove siamo arrivati? Ma ci rendiamo conto della gravità di questa situazione? Giovanni Comisso dovrebbe solidarizzare con noi, perché noi ci siamo sobbarcati, non solo abbiamo rinunciato ad un'opportunità, quella di entrare in una maggioranza, perché in base agli accordi avremmo avuto un assessore in giunta, io personalmente avrei avuto una delega per il parco, rimanendo consigliere, quindi abbiamo pagato questo prezzo politico e in più stiamo pagando un prezzo che è legato anche a dei rischi personali che ci stiamo esponendo. Allora, perché la solidarietà deve essere espressa giustamente verso il consigliere Pellegrini quando ha denunciato la sua situazione?
E Giovanni Comisso non può esprimere la stessa solidarietà verso il sindaco e verso di noi? Io mi chiedo. Io quel giorno non ero presente in consiglio comunale, se no avrei seguito l'esempio, il buon esempio dato in quell'occasione dal consigliere Giovanni Comisso. Allora, anziché andare alla ricerca, anziché intorbidire ulteriormente la situazione, anziché confondere le idee sotto dei cittadini, gettando fango o alimentando una cortina fumogena per cui ci sarebbero appunto dei disegni politici di noi che puntiamo a... Per me il sindaco, Strioli, può continuare a fare il sindaco, però lo deve fare a testa alta, tirando fuori fino in fondo tutte le storie e confermando le storie che abbiamo raccontato. Nessuno vuole mandarlo a casa. Certo è che però certi passaggi ormai sono irreversibili. L'aver modificato un programma sotto minaccia, questo ha evidentemente un suo peso. E quindi non è reversibile questa cosa, io credo. Poi il fatto che sia l'unico ad avere la pia illusione di poter ancora ritornare indietro sul progetto delle terme sarei stato io. Sì, d'accordo, ne abbiamo discusso, c'era chi era convinto che il diritto a edificare fosse ormai un diritto consolidato. Io ho preso atto anche di questa possibilità perché non sono così sprovveduto, un po' di materia la mastico anch'io, tuttavia abbiamo insistito affinché nel programma ci fosse un obiettivo che è politico, di puntare magari anche attraverso una trattativa da avviare in maniera consensuale con la controparte privata, una trattativa per puntare a migliorare quell'intervento, perché quell'intervento lì, non so se Giovanni Comisso che tanto ci tiene alla sicurezza idraulica del territorio, quell'intervento lì è una disgrazia per Calabria, sotto tutti i profili, non solo sotto il profilo idraulico, sotto il profilo del paesaggio, sotto il profilo ambientale, sotto il profilo anche economico. 240.000 metri cubi, ma l'avete visto il piano volumetrico di quell'intervento? Basta andare nel sito dell'architetto Mar, studio di architettura Giampaolo Mar, e da lì esposto piano volumetrico, 3 torri da 50 metri, la sfilza di una decina di condomini alti 4 piani al muro. È tollerabile un intervento di quel tipo? Si può pensare, si può provare a modificarlo, migliorandolo, magari puntando a ridurre le volumetrie, visto che su 11 ettari c'è una quantità abominevole, abnorme di volumetria concentrata lì. Il sindaco ha voluto che aggiungessimo le 3 paroline, ove giuridicamente possibile, appunto per far salvi eventuali diritti ormai acquisiti, consolidati. Quindi, dal punto di vista dei rischi a cui si sarebbe esposto il comune, cause in danno, quel punto lì era assolutamente innocuo, mentre era un punto importante politicamente perché marcava la necessità di ripensare un intervento sbagliato. Questo abbiamo fatto e questo abbiamo scritto e condiviso e sottoscritto perché ci sono le firme di tutti. Quindi poi la si può vendere in tanti modi la cosa. Quindi io chiedo veramente a tutti, in particolare a Luciano Strioli e a Giovanni Comisso, di fare appello alla propria coscienza. Io devo dire che, scusate, ma mi vergogno. Devo dire che sono passati 80 giorni da quel 23 dicembre e non si è mai ritenuto importante darsi da fare chiarezza sotto questo. E io sono uno che prima di lasciare il campo tenta sicuramente tutte le strade per poter ottenere un risultato positivo. Però devo dire che stasera ho l'impressione,
io, ma anche i cittadini di Cavole, escano con una cattiva impressione del Consiglio Comunale e dei consiglieri che loro hanno. Perché? Perché le persone che compongono un'istituzione come la nostra, per espletare il proprio mandato politico, si devono comportare in un certo modo. Hanno l'obbligo, molto semplicemente, di operare con giustizia e con verità. E non certamente andare a ricercare o fare espletare il proprio mandato con l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria fa i suoi passi, l'autorità giudiziaria, io spero, rintracci, trovi coloro che siano realmente uniti per questo. E questo che io auspico anche che chi è chiamato a operare per le istituzioni lo faccia con estrema sincerità e con estrema giustizia. Altrimenti è chiaro che noi dobbiamo rimettere il mandato nelle mani dei cittadini. Se non sappiamo tenere libere le istituzioni da queste pressioni, da questi comportamenti, è chiaro che è difficile per amministrare. Credo che anche se continuiamo in questo modo, senza far chiarezza, è chiaro che anche l'approvazione della nuova giunta e l'aggiornamento delle linee programmatiche che possono essere sicuramente positive, possono avere anche degli aspetti utili per la nostra città, troveranno travagliate nella loro esecuzione in modo proprio devastante. Quindi io credo che noi tutti dobbiamo fare uno sforzo, ma non nel cercare nell'autorità giudiziaria la verità o la ragione. Loro lo faranno, è noi che dobbiamo lavorare in giustizia e in sincerità. Se non ci sono altri interventi lascio chiudere la discussione al sindaco. Naturalmente rispetto ai quesiti posti ho già risposto in parte anche al mio precedente intervento, però un po' parafrasando quelle che sono state le richieste nei vari interventi, consigliere capogruppo Borini, ho sentito dire da lei di minacce da subito da lei proclamate e denunciate. Io le do lettura delle sue dichiarazioni al Consiglio Comunale del 23 dicembre. Io non l'ho interrotta mentre lei stava facendo il suo intervento e lei non interrompe il sindaco per cortesia. Ma vuole di nuovo la parola perché casomai la chiede la presidenza e io parlo successivamente. Consigliere Borini, invito a invitare il sindaco a non fare polemiche, grazie. non interrompa il sindaco per cortesia, consigliere Borini. Mi è appena stata data la parola, lei ha già detto le sue ragioni, adesso le espliciterà il sindaco, grazie. Non mi pare che io abbia fatto polemica questa sera in Consiglio Comunale, né nello scorso Consiglio né in quello del 25 novembre. Però nel momento in cui lei dichiara a verbale, io da subito ho proclamato e denunciato le minacce, l'ho appena detto, a me non risulta che questa sia la sua posizione nel Consiglio Comunale sin da subito, perché lei non parlò di minacce, diede in quel Consiglio la stessa versione che diede l'assessore commesso e diede il sindaco.
questioni importanti, soprattutto più gravi, questioni che riguardano eventuali pressioni nelle fronte diverse. Quota 33 a parte, mi pare che un po' abbia costruito un bel castello di carta. Poi il fatto, consigliere capogruppo Teso, la città vuole sapere se siamo un paese mafioso, il sindaco no. Evidentemente il capogruppo Borini e il consigliere Favaro sì, e su questo accerterà la magistratura. Le prove, il sindaco non ha mai parlato di prove, sono il capogruppo Borini e il consigliere Favaro che hanno parlato di prove, chiedetelo a loro, ma non in questo consesso, per le ragioni che vi ho esposto, perché se si tratta di fatti di reato sono coperte a segreto istruttorio. Io del resto non sono neanche a conoscenza di quali prove voglio fare riferimento, nonostante nell'ambito delle denunce che io ho fatto per i profili Facebook e per le lettere sia stata sentito più volte gli inquirenti. Consigliere Antelmo, nonostante le lettere intimidatorie, i loschi intrilli evidenziati dalla stampa, il sindaco non ha convocato un consiglio comunale. Io ho dato una risposta alla data del 23 dicembre in quel consiglio comunale. Poi la stampa è uscita come sappiamo e il 24 dicembre io ho fatto un comunicato stampa che è ancora pubblicato sul sito del Comune di Cavo. A seguire, ogni qualvolta la stampa riportava delle notizie sulla base delle dichiarazioni del capogruppo Borini e del consigliere Favaro, il sindaco ha fatto sempre dei comunicati, talvolta non ripresi, talvolta semplicemente a trafiletto ripresi con una riga, ma si sa, non sempre il giornalista fa informazioni, spesso vende l'informazione, no? Che è la cosa più importante, allora fa più notizia il fatto che un sindaco può essere stato minacciato da fantomatici personaggi piuttosto che altro. Poi le minacce sono arrivate veramente, è arrivato di fatto il 12 di gennaio, non il 23 dicembre, neanche il 24, il 25, fino al 12 gennaio io non ho avuto niente. Nemmeno quelle del 12 le ho tenute tali, perché in prima battuta ho risposto alla stampa che me lo chiedeva, ma non so, potrebbero anche sentirsi diretti a me. Poi, ripeto, sul consiglio dell'autorità, e non mi pare tanto sgradevole ascoltare anche chi le cose le sa bene, capogruppo Codino. Poi ho tenuto di presentare la prima denuncia. Poi qualcuno sulla stampa ha commentato ancora il sindaco è continuamente sottoposto a minaccia, vero? Addirittura a Rai 3 è stato dichiarato il sindaco continuamente sottoposto a minaccia, peccato che il sindaco non era sottoposto a minaccia, ma guarda caso a un certo punto arrivano le lettere, vedi cielo. Interno quanto le piacerebbe, è vero, che il sindaco si rimettesse, ho visto la luce nei suoi occhi quando l'ha detto, piacerebbe molto, ma il sindaco non si rimette. Consigliere Favaro. Non interrompa cortesia, consigliere Antelmo. Lasci concludere l'intervento. Lei ha concluso il suo intervento, adesso lo conclude il sindaco. Per cortesia, lasci concludere, consigliere Antelmo. Se lo lascia finire? Chiuda per cortesia, consigliere Antelmo. Io attendo risposta. Tutti i cittadini attendono risposta. Sono i nomi e i cognomi delle chiamate. Consigliere Antelmo, per cortesia, la sto richiamando. Mi faccia alzare. Non viene arrestato per queste cose. Noi desideriamo sapere chi è stato. Perché io devo. Guardi, consigliere Antelmo, penso di aver dato risposta il 23 dicembre. Penso di averle dato risposta il 23 dicembre, evidentemente o non gliel'ho data o non l'ha capita. Penso di averle... Adesso davvero basta. Abbia rispetto di quello che sta dicendo il sindaco. Lei ha parlato, nessuno l'ha interrotta, per cortesia. Allora, penso di averle dato risposta il 23 dicembre, o non gliel'ho data o gliel'ho data e non l'ha capita. Penso di avergliela data questa sera, ancora una volta non l'ho data o non l'ha capita, consigliere Antelmo, perché è stato chiaro quello che ho detto il 23 dicembre e io ho sempre detto esattamente la stessa cosa in ogni sede in cui mi sia stata richiesta. Che ci sono state pressioni in quel momento
erano pensioni forti ed erano pensioni, ma lei pensa al C239, ma guardi che C239 è una cosa che è venuta fuori ed è stato un pretesto utilizzato per fare un bel passaggino, perché alle 3-5 da quelle scale, quando Borin è venuto su, pallido, era pallido in faccia, no, non riesco a darti la fiducia. Oh signore, cosa è successo mai? Perché si potrebbe anche raccontare Borin, quando 10 minuti prima lei ha raggiunto il consigliere capogruppo Zanon che si trovava in chiesa, cosa è andato a chiedere? Lei voleva sentire se il capogruppo Zanon volesse raccontare quella bella storiella, la volesse raccontare, ma forse non si può, vero? Perché è troppo scomodo sul profilo politico. Allora fatemi finire che poi chiudiamo, passiamo a parlare di amministrazione, non di queste cose. Paolo, lei attacca Commisso, ciò avete teso, attacca Commisso, tutti attaccano Commisso, il bersaglio più facile evidentemente, no? Perché? Perché ha dato una versione che è conforme a quella del sindaco e diversa da quella di voi due. Guardi Paolo, lei non c'era nemmeno quando noi abbiamo parlato di queste cose, perché lei è arrivato un po' in ritardo. Forse lei non se lo ricorda, forse lo negherà, ma lei quella sera non c'era, è arrivato un po' in ritardo. Quindi quello che lei sa è ben relato, raccontato dal capogruppo Borin, non perché l'ho preso direttamente, ecco perché non può dire un'altra cosa. Poi scopro questa sera che lei ha chiesto a noi, ma credo che lo scopra l'assessore Commisso, lo scopre l'intero Consiglio Comunale, di trasformare una mozione di fiducia in mozione di solidarietà. Solidarietà per cosa? Non c'era niente quella sera. Mi chiedo, se quel contenuto di quel confronto è stato di un certo tipo, perché il capogruppo Borin le ha comunicato una cosa diversa? Questo me lo chiedo, ce lo chiedo e poi qualcun altro darà una risposta, non saremo certamente noi. Io però vorrei concludere con alcune riflessioni che ho maturato in questo periodo. Non mentre attendevo che il consigliere Antelmo lei convocasse, ci chiedesse la convocazione del Consiglio Comunale. L'ho maturato leggendo la valanga di parole che sono state scritte nei giornali, ma quasi mai su invito del sindaco. Il sindaco ha tenuto sempre toni bassi, qualcun altro ha voluto alzarli in maniera esponenziale, in maniera devastante per certi versi, no? Una bomba, Allora, un primo pensiero va a questi consiglieri comunali, ma anche a quelle vecchie cariatidi della politica che da un paio di mesi si vedono girare per causa come avvoltoi e che mirano a far cadere il sindaco entro il 24 di febbraio, come ho detto in apertura. Perché? Perché si va a commissariare la città, si va a votare a maggio. A questi signori dico: dimettetevi voi dai vostri incarichi, e qualora non l'aveste ancora capito vi dico di mettervi un po' in pace, perché io non mi dimetto, perché non ci sono ragioni per dimettermi, e continuo nel mio mandato e nell'impegno che mi sono assunto con i cittadini di Caore. Mi rivolgo però anche a chi sta volutamente, artatamente tenendo l'attenzione alta su questi fatti, rispolverando vecchie bandiere politiche che oggi sventolano all'insegna delle bugie. Questa strategia politica ad usum delfini non funzionerà. A queste persone dico: avete sbagliato i conti, andate a lavorare invece di pretendere di essere mantenuti dalla politica, e finitela di pensare che la gestione della cosa pubblica sia un potere da esercitare sugli altri anziché un servizio da compiere per gli altri. Agli autori delle minacce su Facebook e per lettera, che sperano con tanta foga e ardore di indurmi alle dimissioni, siano essi mitomani o buffoni, cialtroni o delinquenti o registi d'osteria, dico che non otterrete niente dal vostro alacre lavoro. Le istituzioni sono solide, anche se il consigliere Paolo non lo pensa, e vi rimetteranno al vostro posto, al posto che vi è più congeniale. Mi rivolgo ai consiglieri comunali Faulo e Borin, che pretendono di essere arbitri in terra del bene e del male, sedicenti depositari della verità assoluta, e che da alcuni mesi rilasciano dichiarazioni alla stampa su cosa il sindaco avrebbe detto o non avrebbe detto, avrebbe fatto o non avrebbe fatto, e persino avrebbe pensato o non avrebbe pensato. A queste persone consiglio di prestare maggiore attenzione a quelle che dicono degli altri, un'attenzione che sia rivolta alla prudenza necessaria per non incorrere a loro volta in fatti reati. Siate consapevoli della piena responsabilità di quanto state facendo e dichiarando, e prestate attenzione che con le vostre dichiarazioni non impediate soprattutto il corretto svolgimento delle indagini. Così come bisogna stare attenti
a chi, più debole tra i deboli, leggendo le costruzioni della stampa, si lascia affascinare dallo spirito di emulazione e coglie l'occasione di questo momento per far proprio una condotta che in altro contesto non avrebbe portato a compimento. Ma chi ha scelto questa linea di condotta ha fatto un grande errore che gli costerà molto caro. Perché una cosa è ragionare sulle prove dei fatti, altra cosa è collocarle in un contesto diverso o peggio costruire su questi fatti diverse motivazioni o accuse a persone che non trovano alcun riscontro. La discussione la chiudiamo con le comunicazioni del sindaco. Solo per comunque dare anche sostegno al sindaco che parla di minacce su Facebook. Le ho ricevute anch'io quelle comunicazioni su Facebook sulla mia bacheca, ho fatto altro che comunque notificarlo ai carabinieri. No, non si dica che si parla di sempre dimissioni, perché è il sindaco che ce le ha fisse in testa, nessuno le ha chiesto il Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbale delle sedute precedenti. Voti favorevoli? Prima si chiede anche se ci sono interventi da fare? Grazie Presidente. Sull'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, il capogruppo Borin osserva come in realtà non vi sia un processo verbale correttamente formato, nel senso che, a differenza di quanto risulta anche dall'audio videoregistrazione, il processo verbale non contiene anzitutto la lettura integrale dell'allegato A della mozione Marchesani. È un documento allegato. Nel documento allegato però se n'era richiesta la lettura e della lettura non vi è traccia. Della lettura è l'unico passaggio in cui si dà atto che esisteva il punto. Queste disposizioni vengono date direttamente dall'ufficio segreteria per risparmiare carta, consumi e comunque è un allegato ufficiale organizzato ed è messo al campo. Non c'è nulla di nascosto, di segreto. Comunque chiedo che venga organizzata la richiesta e se è possibile anche di emendare il processo verbale con messa al voto della richiesta con la lettura integrale dell'allegato A alla mozione Marchesani. Mettiamo ai voti l'emendamento presentato dal capogruppo Borin. Voti favorevoli? 2, 8, voti contrari? 9 voti contrari. Viene respinto l'emendamento, votiamo ora l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Voti favorevoli? 9, 10, 11. Alzate le mani. Voti favorevoli? Voti contrari? 2 voti contrari e 15 voti favorevoli. Passiamo ora al terzo punto all'ordine del giorno, comunicazione. Inseriamo ora una comunicazione del sindaco. Al fine di superare la situazione contingente determinata dalle dimissioni del capogruppo di maggioranza avvenute lo scorso 12 novembre, determinata dall'individuazione nel consigliere del gruppo più anziano la figura del capogruppo, comunico alla Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del vigente regolamento, nella veste di capolista della lista civica Luciano Striuli per il bene della nostra città, sindaco per Caule, che il nuovo capogruppo di lista è il dottor Rocco Marchesani. Punto 3 all'ordine del giorno, comunicazioni in ordine alla nuova composizione della Giunta Comunale, aggiornamento delle linee programmatiche relative alle elezioni e dei progetti da realizzare nel corso del mandato. Relazione al sindaco. Ai sensi dell'articolo 46, comma secondo del decreto legislativo 267 del 2000, comunico che con il mio atto protocollo numero 88 del 2 gennaio 2014 ho provveduto a rinnovare la giunta comunale che risulta così composta: Alessandra Zusso, vice sindaco,
assessore al demanio, patrimonio, ambiente e ecologia. Marco Giro, assessore ai servizi alla persona, cultura e pubblica istruzione. Francesco Giuseppe Russo, assessore alle attività produttive, commercio, turismo, protezione civile, oasi marina e finanziamenti comunitari. Giovanni Comisso, assessore ai lavori pubblici. Giovanni Ottaviano Minoia, assessore al bilancio, politica del personale, sport e politiche giovanili. Richiamando l'atto consigliare numero 99 del 23 dicembre 2013, avente ad oggetto mozione di fiducia costruttiva al sindaco, con il quale è stata approvata una mozione sulle misure da adottare per affrontare la crisi economica e sociale, sulle misure da adottare per i giovani, sull'occupazione, sulla valorizzazione e salvaguardia del nostro patrimonio culturale e ambientale, sulla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e sulla trasparenza, sulla individuazione di una politica sostenibile di riqualificazione del territorio, sulla valorizzazione della cultura, sull'attenzione per la sicurezza e l'ordine pubblico, sul sostenimento delle attività produttive, sull'impegno nel comparto turistico, avente la precipua finalità di confermare la fiducia al sindaco sulla base di una serie di impegni e obiettivi coinvolgenti la totalità dei campi di intervento dell'azione dell'ente. Dato atto che per la natura programmatica di tale documento si rende necessario provvedere all'aggiornamento delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale numero 37 del 28 maggio 2012. Tanto premesso, chiedo al Consiglio Comunale di prendere atto della composizione della Giunta Comunale come sopra esposta. Ci sono interventi? Consigliere Tedo, prego. Sì, consigliere perché l'ho appreso dal sindaco questa sera. Comunque mi complimento con la nomina del nuovo capogruppo Rocco Marchesan e comunque sono anche contenta, visto quello che ho sentito nella discussione di prima, di non esserlo più capogruppo di questa maggioranza. Grazie. Ci sono altri interventi? Assessore Gusso, prego. Buonasera a tutti, cittadini, consiglieri, signor Presidente e signor Sindaco. A nome dell'UDC di Caorle e mio personale esprimiamo la condivisione della linea scelta dal Sindaco Luciano Strioli dopo le dimissioni di 3 assessori e dell'ex capogruppo di maggioranza su un sondaggio a 360 gradi e la verifica dell'opportunità di creare una nuova maggioranza, onde evitare il commissariamento del Comune di Caorle, il quale sarebbe stato deleterio per i nostri cittadini, dove in questo momento le fabbriche licenziano, la crisi del lavoro aumenta, i pensionati non arrivano a fine mese, i giovani non trovano occupazione e tutta la cittadinanza sarebbe messa in crisi, in quanto il commissariamento ci sarebbe stato un blocco totale e una paralisi amministrativa della durata non solo di breve termine come sostenuto, bensì di un intero anno, in quanto l'amministrazione comunale deve decidere l'indirizzo programmatico per le manifestazioni turistiche, culturali e sportive della stagione estiva molti mesi in anticipo e soprattutto nei mesi invernali, mesi nei quali il commissariamento non avrebbe certo sviluppato il calendario estivo. Ed è proprio in virtù a questo che l'UDC è rimasta sempre coerente alla linea espressa dal Sindaco, condividendo la nuova linea programmatica assieme alle forze presenti in Consiglio Comunale che hanno dato la loro disponibilità alla nuova linea programmatica. Fedele al nuovo impegno assunto, ringraziando per la fiducia riconfermatami dal Sindaco nelle deleghe del turismo, commercio e attività produttive, finanziamenti europei, responsabile dell'oasi marina e della protezione civile, il mio intendimento proseguire la nuova linea programmatica sul turismo per promuovere la nostra città attraverso la collaborazione con società di marketing, partecipare alla fiera del settore turistico alberghiero, turismo all'aria aperta e delle seconde case con un catalogo che rappresenti la città di Caorle in tutte le sue sfaccettature, storia, cultura, ambiente e tradizioni e la Caorle delle innovazioni, per l'accoglienza, risoluzioni delle problematiche dell'APT con la creazione della OGD, l'organizzazione della gestione delle destinazioni
il mantenimento delle manifestazioni di interesse turistico come Scogliera Viva, Festival internazionale degli artisti di strada, cercando in tutti i modi l'allungamento della stagionalità. Per quanto riguarda la pesca, proseguire nell'attuale gestione del mercato ittico comunale, avvalendosi della preziosa collaborazione del delegato alla pesca e di tutti i pescatori. Completamento dello stabile del mercato ittico in via delle Caroline, cioè in centro storico, riportando così finalmente il mercato ittico nel centro storico di Caorle. Incentivare e sviluppare l'ittiturismo e pescaturismo. Noi in questo momento partecipiamo ai GAC, gruppi di azione costiera, con 2 progetti. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca, piano di sviluppo locale pesca e di innovazione sulla costa veneziana, nella misura di 4.1, all'azione 2, sviluppo sperimentale della maricoltura, acquacoltura in collaborazione con le cooperative di Caorle di pesca. Nell'azione 6 invece stiamo sviluppando l'ecoturismo nella fascia costiera lagunare con la partecipazione dell'Università di Venezia e il Dipartimento di Scienze Ambientali. Del commercio. Stiamo lottando contro l'abusivismo commerciale, incentivando la repressione e sostenere i commercianti e artigiani che in questo momento di stagnazione economica attraverso lo strumento della dilatazione dei pagamenti comunali. Valorizzazione dei prodotti ittici e agricoli a chilometro zero con promozione di serate a tema. Dell'oasi marina. Portare a termine il progetto dell'Enarsi con l'inserimento di nuove strutture artificiali a protezione delle penure, iniziando l'iter di trasformazione da oasi marina ad area marina protetta. Nella protezione civile continuano i costi di aggiornamento dei nostri volontari con adeguate strutture e attrezzature sostenute dall'amministrazione. Sempre più richiesta, come in questi giorni, la presenza di volontari della protezione civile, al quale va il mio sostegno e il mio grande ringraziamento, perché in questi giorni, dal 31 di gennaio fino al 4, si sono resi disponibili giorno e notte per essere pronti a intervenire nelle calamità naturali, come abbiamo visto qui vicino a Sastino. Sempre più la richiesta dei nostri volontari della protezione civile sia nel nostro territorio che nei comuni del distretto del Portovarese, adeguamento della sede della protezione civile del mandamento del distaccamento dei vigili del fuoco con i volontari nel periodo invernale e con degli effettivi nel periodo estivo. Nei finanziamenti europei, diretta partecipazione ai finanziamenti europei con il GAL Veneto Orientale nell'azione di 3.13 o 3.14 come capofila dell'azione sul turismo ambientale e partecipazione ad altre 4 azioni come cioè turismo storico-culturale, turismo fluviale, cicloturismo, turismo enogastronomico, finanziamenti europei a sostegno della pesca con i fondi FER e i fondi dei GAC. Realizzazione dello sportello Europa, mantenimento delle relazioni con gli enti pubblici nazionali ed europei, con l'Unione Europea, con la Regione Veneto e le aziende del settore come la ditta Tecna che ci dà una mano a portare a casa dei contributi. Quindi, signori cittadini, impegno, serietà e coerenza, questi sono i principi ispiratori nella quale è nata la collaborazione tra UDC di Caorle e il sindaco Luciano Strioli e l'attuale maggioranza. Riteniamo che questo sia il modo più corretto di fare politica per i cittadini di Caorle, allontanando qualsiasi dubbio che non è la politica di popoli a governare, ma la vera e semplice condivisione di molti. Grazie. Grazie Assessore Russo, capogruppo Zanon.